Ancora un buongiorno, è stato consegnato in mattinata il sigillo della città di Udine a Onelio Chittaro, storico calzolaio per la sua storica attività artigiana. Un riconoscimento consegnato dal sindaco Fontanini, una figura molto conosciuta in città, un personaggio che con i suoi 75 anni continua a lavorare in laboratorio assieme al figlio Massimo, che sta continuando a sua volta la tradizione di famiglia. Grazie della linea, si è appena conclusa la cerimonia di consegna del sigillo della città a un grande artigiano della città di Udine. Allora, sindaco, pochi riconoscimenti di questo tipo per il capoluogo friulano. Ma sono riconoscimenti che diamo a quelle persone che da tanti anni svolgono attività qui in città. Il signor Onelio è da anni che lui fa il calzolaio, ha incontrato tantissimi clienti, in particolare della città di Udine, che sono rivolti a lui per la sua alta professionalità nel settore delle calzature, delle scarpe, ma anche delle borse, delle cinture, tutto il materiale insomma, che ha a che fare con il cuoio. E lui è un grande artigiano e siamo contenti di avergli dato questo riconoscimento perché è uno dei fautori in pratica di quello che è l'artigianato, delle attività anche piccole ma significative della città di Udine. Ecco, sindaco, come vengono selezionate queste figure? E la giunta che su proposta di qualche assessore o anche di qualche persona esterna ci segnalano queste figure e poi assieme decidiamo di conferirgli il sigillo della città di Udine. E poi andremo dal premiato, l'artigianato per il Friuli è una cosa molto importante. È molto importante perché così fa vedere la professionalità, le capacità dei nostri artigiani che sono risapute, perché furlans e in che amistier, e questo è uno dei casi, una dimostrazione concreta di una persona che è in pensione ma che continua tra l'altro ancora a lavorare, a incontrare i suoi clienti e a offrire un risultato importante con la sua professionalità. Signor Onelio, il sindaco di Udine le ha conferito questo, che è un riconoscimento ambito. Posso chiederle quando ha iniziato a lavorare? A Udine del 1° giugno del 1966. Sono andato a imparare al Nico di Moruzzo, un calzolaio lì. Poi un amico di mio papà che faceva il calzolaio, poi aveva mollato e mi ha portato a Udine, che c'era una bottega che un signore aveva chiuso la bottega, ha detto perché non la apri tu, che sai a Udine che c'è bisogno, ma quella volta a Udine c'erano tantissimi calzolai. Da un tempo c'erano più calzolai che scarpe. Bravo, ecco, una volta era proprio più, non so come mai erano tanti calzolai e poche scarpe, non riesco a concepire. Adesso sono tante scarpe e pochi calzolai. Lei è in pensione, però, come diceva il primo cittadino di Udine, lei continua a lavorare. Sì, sì. Do una mano al figlio perché è lui che va avanti con l'attività. Lui e 2 dipendenti e io come uomo cosa so fare a casa? È un divertimento riparare delle scarpe. Lei quanti anni ha adesso? 76. I materiali, lei ha mani che hanno più di 50 anni di esperienza, ma i materiali non sono quelli di una volta. No, però tu devi aggiornarti, devi prendere delle colle speciali, dei pelami speciali, devi aggiornarti. Io sono sempre stato in giro a vedere nelle fiere di qua e di là. In più ormai tanti anni che sei, hai dei fornitori, hai dei fornitori che ti consigliano loro, dice guarda che è venuta fuori una colla nuova, è venuta fuori una roba nuova, vedrai che per te va bene, io la provo. Da buon friulano lei si è ispirato al detto di padre in figlio, adesso in via Mazzini c'è... Il figlio che va avanti, Massimo. Più dura rispetto a quando ha iniziato lei? Boh, più dura in un senso, perché adesso è tanta burocrazia, tante spese, non è facile adesso andare avanti in un'attività. Sono tante spese, bisogna guardare la spesa, cominciando anche dalla luce, si fa per dire, una piccola bottega così ti arriva a 200 euro, 300 euro di luce in più e sono sacrifici. Però io non mi lamento perché il lavoro ce l'ho. Ecco. Ma lei quando pensa di tornare a casa e rilassarsi un po'? Ma no, per me mi rilasso più sul lavoro. Ringraziamo il signor Onelio, restituiamo la linea allo studio dal Comune di Udine. Questa mattina un gruppo di studenti del Fermo Solari di Tolmezzo ha visitato la Fantoni di Osoppo nell'ambito del progetto Fabbriche Aperte di Confindustria Udine. L'iniziativa coinvolge oltre 400 studenti di una ventina di istituti del territorio. Alla Fantoni abbiamo incontrato il consigliere delegato Giorgio Barzazzi, con il quale abbiamo parlato del rapporto tra aziende e scuola e fatto anche il punto sulla situazione economica.
In occasione di Fabbriche Aperte, studenti del Solari di Tolmezzo sono oggi in visita alla Fantoni a Rivoli di Osopo, un'occasione molto importante per i ragazzi che mettono le mani in pasta, vedono che cosa può attenderli nel mondo del lavoro, ma un'occasione importante anche per l'azienda nel tendere la mano al mondo della scuola. È un momento molto importante per entrambi, anche per le aziende. Le aziende oggi sono molto attente a quella che è l'attività scolastica, la formazione dei ragazzi, perché il bisogno è aumentato nei confronti dei giovani che devono entrare in azienda. Oggi parliamo di Fabbriche Aperte, iniziativa di Confindustria. Per quanto riguarda la Fantoni, il rapporto col mondo della scuola ma anche dell'università è un rapporto costante e ormai strutturato. Sta cambiando come cambiano i tempi, quindi è un percorso che si fa assieme e quello di oggi è un po' la conclusione di un percorso che nasce con le scuole aperte, dove andiamo a spiegare ai ragazzi che cosa le aziende si aspettano da loro. C'è un percorso poi durante gli anni di formazione, di confronto continuo con la scuola, con i professori per vedere le materie didattiche e poi si arriva ad oggi dove finalmente i ragazzi possono venire a vedere cosa fa l'azienda e cosa l'azienda chiede ai ragazzi e cosa può offrire a loro. Ecco, questo è un aspetto molto importante, c'è stata apertura delle aziende nei confronti della scuola, ma è successo anche il contrario, insomma questo è fondamentale in un territorio che vive di manifattura. Sì, è molto importante e quindi anche la ricerca di manodopera che poi è collaborazione, non è più una manodopera, è in senso ampio in tutti gli aspetti dell'attività industriale dove c'è una prima fase dove è l'azienda che dà al giovane, ma dopo ci sarà un giorno in cui i ragazzi daranno un grande contributo alle aziende. C'è un altro aspetto importante che i ragazzi vedono che cosa sono oggi le fabbriche, probabilmente diverse da come se le immaginano, diverse da come magari gli adulti le hanno descritte loro. È proprio questo il problema che le generazioni precedenti non sono più in grado di spiegare come l'azienda si è evoluta, perché è completamente cambiata. Non esiste più l'attività del vero operaio di un tempo. Oggi ci sono solo tecnici, la professionalità richiesta è molto alta e per questo il rapporto con la scuola è molto importante. Parliamo del momento economico che stiamo vivendo, un momento difficile, è difficile guardare soprattutto al futuro e organizzarsi all'interno delle aziende con tutte le variabili più o meno impazzite con le quali ci troviamo a fare i conti. Come si sta organizzando la Fantoni? Qual è la situazione al momento? C'è stata una fase in cui c'era difficoltà di approvvigionamento anche di materie prime, oltre al tema naturalmente dei costi energetici. Sì, ci sono tre aspetti. Il primo è la reperibilità delle materie prime, oggi è più semplice, il materiale c'è, i vari materiali ci sono, c'è un problema di costi. Credo che uno dei motivi per cui i materiali cominciano ad essere facilmente reperibili è perché il mercato sta calando, quindi è un altro aspetto difficile. Quindi oggi andiamo così, guardando al prossimo anno, incontro a un periodo dove è molto difficile capire quanto potremo produrre e a che costi potremo produrlo. E quindi nuovamente torniamo ad un problema di flessibilità, di capacità di gestire l'attività produttiva a seconda delle richieste del mercato, un momento molto molto difficile in termini previsionali. Ecco, per un'azienda che si deve porre degli obiettivi, stabilire dei budget, ragionare in un clima di questa incertezza è particolarmente complicato. Particolarmente difficile, siamo però coscienti che siamo pronti, siamo preparati, la struttura aziendale è importante, devo dire che è gestita bene, abbiamo impianti che ci permettono di essere estremamente competitivi, quindi preoccupati ma sereni e convinti che ce la faremo. Che cosa significa per voi poter entrare in azienda e vedere che cosa succede sul nostro territorio, nel mondo della produzione? Innanzitutto capire come funziona all'interno di un'azienda, le lavorazioni, cioè come il prodotto che entra, cosa succede poi quando esce, eccetera eccetera, poi capire le aziende del territorio cosa fanno anche localmente così. È la prima azienda questa che visiti? No, abbiamo visto già l'anno scorso a Carra Industrial Park diverse aziende tipo Modine, eccetera eccetera. Può essere utile per voi, che dovrete fare delle scelte per quanto riguarda il vostro futuro, la vostra occupazione, fare un percorso di questo tipo?
Sì, per capire poi anche i propri gusti, cosa ci piace, per vedere anche sul posto, magari quello che si studia non si sa se poi piace, così per vedere. Quindi un'opportunità, anche tu pensi che sia utile questo percorso? Sì, sicuramente sarà utile anche per capire cosa faremo dopo la scuola. C'è qualcosa che ti ha sorpreso, che ti ha particolarmente colpito di questa visita? Beh sì, sicuramente la storia e la produzione, poi adesso vedremo anche dal vero cosa succede, come si produce. Ecco, indipendentemente dalle scelte che farete in futuro, è comunque interessante conoscere le realtà del proprio territorio, insomma, uscire dall'aula e entrare nel mondo del lavoro. Sì, sicuramente, anche perché poi magari non è detto che faremo quello che abbiamo studiato e magari facciamo altro. Torna in presenza la 24esima edizione della staffetta 24 per un'ora Telethon Udine, appuntamento questo sabato dalle 15 in piazza Primo Maggio con la partecipazione di 500 squadre per un'edizione che si preannuncia da record. Oggi la presentazione in Sala Iace. 24esima edizione della staffetta Telethon con grandi numeri, possiamo già anticiparli? Assolutamente sì, grandi numeri che ci danno orgoglio perché dopo 2 anni di interruzione trovare di nuovo questa adesione ci dà veramente uno stimolo per continuare. 530 squadre, oltre 13.000 persone che verranno a correre per Telethon in piazza Primo Maggio, in città, solo alcuni di questi in diciamo, situazione virtuale perché quest'anno abbiamo anche affiancato alla manifestazione fisica anche la possibilità di partecipare scaricando una app dal nostro sito e quindi essere, seppur a distanza, parte di questa iniziativa che da 24 anni raccoglie importanti somme a favore di Telethon. Ricordiamo l'appuntamento per sabato, abbiamo già ricordato i numeri, però c'è ancora la possibilità di aderire all'iniziativa? Assolutamente sì. Con i soliti strumenti via internet, il nostro sito, c'è la possibilità di partecipare, anche gli ultimi indecisi hanno modo di poterlo fare fino all'ultimo minuto. La staffetta, una manifestazione che ha l'obiettivo e si sta avviando a battere tutti i record, sia in termini di squadre iscritte che di numero di persone che corrono, e ha questa anche novità che unisce la presenza fisica con quella anche attraverso l'app, quella da remoto. E quindi una manifestazione che si rinnova ma mantenendo saldi quelli che sono i valori della nostra comunità, cioè la solidarietà, perché l'obiettivo è sostenere la ricerca delle malattie rare che altrimenti rischia di non trovare risposte, ma poi crea squadra, crea grande movimento, crea grande partecipazione, felicità, insomma è veramente una iniziativa, quella di Telethon, che oltre che esprimere i grossi valori della terra friulana è un'iniziativa che mette insieme tante buone pratiche. Abbiamo bisogno di buone notizie, specialmente in questo momento. Io ho detto che Telethon è un inno alla pace e insomma in questi giorni di guerra credo che insomma Telethon possa far alzare da parte da tutti i partecipanti questa grande richiesta di solidarietà, di stare insieme, di pace. Quest'anno per vari motivi abbiamo dovuto scegliere un percorso particolare e diciamo che corriamo all'ombra del castello, in quanto partiamo da piazza Primo Maggio, si sale verso via della Vittoria, poi si scende nel parco della Rimembranza, poi si torna giù di fronte alla Quite per tornare in piazza, passando sotto l'ombra anche della chiesa, si va fino in fondo alla collinetta vicino alla scuola di musica e si torna a ripartire da piazza Primo Maggio, quindi sono 1500 metri circa, i quali abbiamo reputato più che sufficienti per le squadre che sono iscritte, perché 13.000 presenze mi sembra un bel numero, insomma. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo qua fra 2 minuti. Seconda parte di A voi la linea, taglio del nastro della nuova biblioteca universitaria del Polo Scientifico dei Rizzi dell'Università di Udine, una struttura all'avanguardia, la cui realizzazione ha avuto un lungo iter nella fase di progettazione, mentre la sua realizzazione è avvenuta in tempi brevissimi.
Inaugurata nel Polo Scientifico dei Rizzi a Udine la nuova biblioteca, una biblioteca particolare, all'avanguardia dal punto di vista anche tecnologico. Ne parliamo con il Rettore. Che cosa ha di particolare questa biblioteca tanto attesa? Perché l'iter è stato parecchio sofferto, no? Prima di avere la sua realizzazione. Ma diciamo, l'iter è stato lungo di progettazione che è stato poi anche evoluto nel tempo, però poi la realizzazione, nonostante anche il Covid, è stata piuttosto rapida. L'importanza di questo diciamo, edificio, al di là di essere un complemento importante per il polo scientifico-tecnologico dal punto di vista di una biblioteca, perché ospiterà decine di migliaia di testi, è anche il fatto che è stato concepito come un edificio polifunzionale, quindi qui non troverà solo posto la biblioteca del polo, ma anche una sala polivalente, quindi con circa 300 posti a sedere, fra l'altro con delle soluzioni innovative anche per la movimentazione delle sedute, delle aule studio, che è molto importante, non solo diciamo, le sedute per consultazione dei libri, ma anche spazio per gli studenti, e delle aule per la alta formazione. Ecco, direi che il tratto anche distintivo è che è una costruzione che ha un impatto anche dal punto di vista energetico molto importante, perché è uno dei pochissimi edifici in regione pubblici di queste dimensioni che ha avuto la certificazione Casa Clima, quindi questo ci avvicina anche ai famosi temi della sostenibilità, anche alla realizzazione di strutture che siano adatte ad essere vissute ed abitate dagli studenti e tutti coloro che fanno parte della comunità accademica, e anche non, perché ovviamente sarà in parte aperta anche al pubblico. Ecco, tra l'altro arricchisce ulteriormente il polo scientifico, che aveva proprio la necessità di una struttura di questo genere. Assolutamente, perché dà un'ulteriore autonomia, così come vogliamo che ogni polo di quelli disseminati nella città, oltre che nelle sedi diverse da Udine, che abbiano una sua caratterizzazione e una sua autonomia. È un pochino quello che si sta verificando in tutto il progetto di sviluppo dell'edilizia, che è parte anche del nostro piano strategico, che ogni polo sia autonomo e caratterizzato con la possibilità di usufruire di strutture funzionali allo svolgimento migliore possibile delle funzioni e delle attività universitaria. Ecco, con noi c'è anche l'assessore alla formazione, l'assessore regionale Alessia Rosolen. Quanto è importante dare questo segnale? Come abbiamo sentito, il magnifico Rettore dice la necessità di dare un imprinting, no, a ogni polo, in questo caso il polo scientifico, quindi un valore aggiunto. Un valore aggiunto in realtà è il fatto che l'Università degli Studi di Udine, in un programma di edilizia triennale, abbia raggiunto tutti gli obiettivi e abbia utilizzato tutte le risorse che l'amministrazione regionale ha messo a sua disposizione. L'ha fatto forse con dei tempi di progettazione lunghi, di cui però io non ho contezza, l'ha fatto sicuramente realizzando in tempi molto rapidi quelle che sono spazi di esigenze, ognuna dedicata in maniera molto puntuale a quella che è la popolazione scolastica del luogo, e ognuna definita rispetto a quella che è la vocazione dell'Università di Udine e di tutte le università in generale, quella di andare a costruire servizi che vengano messi a disposizione in maniera ampia, che siano integrabili, che siano intercambiabili e che siano complementari rispetto a quella che è l'attività didattica. Ecco, qui si parla anche di alta formazione, quindi si sposa rispetto dell'ambiente, efficienza energetica e alta formazione, aspetto questo di cui la nostra regione ha tanto bisogno. La nostra regione ha, come tutta l'Europa in questo momento, ha tanto bisogno di alta formazione. Ha la garanzia che gli investimenti da parte dell'amministrazione regionale, della parte pubblica su questo settore, seguono programmazioni molto puntuali, condivise con il territorio, rispetto ad esigenze che non rispondono più meramente alla parte didattica e universitaria, ma che vanno ad integrarsi con quelle che sono le esigenze del tessuto economico. L'Università di Udine ha il Lab Village, che credo sia la sintesi straordinaria di quello che questo significa. Grandi aziende, grandi laboratori,
personale universitario, studenti dell'università. Agricoltura biologica dalle politiche europee alla concreta implementazione in Friuli Venezia Giulia è il tema affrontato durante un convegno organizzato all'Auditorium della Regione a Udine da AIAB ed ERSA FVG. Cristina Micheloni, presidente AIAB Friuli Venezia Giulia. Allora, che cosa serve al biologico del Friuli Venezia Giulia proprio per crescere bene? Ma in 3 parole: conoscenza, aggregazione e coordinamento, nel senso che dobbiamo approfondire molti temi per fare meglio ancora biologico. Ci sono già agricoltori che lo fanno benissimo, però c'è molto spazio di miglioramento per avere maggiori impatti positivi sull'ambiente, sul sociale e anche maggiori produttività e quindi soddisfazione economica da parte delle imprese. Dall'altro lato dobbiamo aggregare gli agricoltori e metterli in contatto con i trasformatori, i rivenditori, tutti quegli altri attori, chiamiamoli così, del sistema agroalimentare, perché non possiamo fermarci alla parte agricola, dobbiamo comunque mettere in fila anche tutto quello che succede dopo. Terzo fattore è quello di costruire una strategia, appunto di costruire un modo che rimanga tale per un po' di anni, quindi saremo ben felici di sentire che la Regione, e abbiamo sentito qualcosa oggi, insiste a voler sostenere il biologico perché ha una visione riguardo al biologico, non è una cosa semplicemente romantica, ma perché lo vede strumentale per ottenere alcuni risultati. Dentro questo periodo di programmazione dobbiamo quindi riuscire a mettere in fila più strumenti, più maniere per coinvolgere i diversi attori che dicevo prima e quindi tentare di contabilizzare alla fine i risultati raggiunti. Dobbiamo farlo con pragmaticità, direi, e la conoscenza di nuovo diventa il fattore chiave. L'importanza dell'agricoltura biologica valorizzata in questo convegno, Assessore, lei ha tracciato le conclusioni, com'è stata questa esperienza? Ma allora, credo che l'importanza sia determinata anche all'interno di quello che è il regime comunitario, che ne dà un pesante rilievo per quelli che sono anche gli effetti benefici poi dei prodotti che vengono realizzati con questa tipologia di agricoltura. È altrettanto vero che in questo bilancio di sostenibilità complessivo non bisogna perdere di vista il fatto che l'incremento delle produzioni a biologico deve andare di pari passo con gli incrementi del mercato e quindi dei consumi, in quanto il vero limite, il vero rischio che potremmo oggi vedere non è per quelle imprese che oggi già producono a biologico e hanno quindi un loro mercato di riferimento su cui conferire il prodotto, ma è per quelle che vorranno entrare che potrebbero trovare pochi spazi se non andando esclusivamente in competizione su una fetta di mercato ancora troppo piccola rispetto all'incremento che sarebbe necessario per rispettare anche quelle che sono le direttive europee. Elena Panicchi, capo unità agricoltura biologica, Commissione europea. Allora, qual è il ruolo dell'Europa nell'agricoltura biologica? Dunque, vediamo che con la Commissione von der Leyen la sostenibilità, in particolare la sostenibilità agricola, ha preso un'attenzione politica e strategica veramente principale. Il Green Deal prima e le 2 strategie Farm to Fork e Biodiversity Strategy definiscono un target del 25% di crescita di superficie agricola utilizzabile in agricoltura, del 25% in agricoltura biologica, appunto da qui fino al 2030. Questa crescita è una crescita molto ambiziosa, l'Italia già parte da una posizione piuttosto importante, perché il 16% delle superfici italiane sono già coltivate a biologico, ed è importante quindi che tutti gli attori della catena si coordinino e si mettano in sinergia per permettere una crescita armoniosa del settore. Della Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Paolo Barberi, proprio le facciamo la domanda relativa al convegno di oggi. Perché ci serve più agricoltura biologica? Perché l'agricoltura biologica è un sistema che ha dimostrato su basi scientifiche, ma ormai anche su una larga base di pratiche, grazie ai diversi agricoltori e allevatori che la praticano, di essere veramente sostenibile da tutti i punti di vista. È in grado di produrre adeguatamente, è in grado di supportare un'adeguata qualità delle produzioni, è in grado di fornire tutta una serie di benefici all'ambiente e anche alla salute, oltre che ovviamente alle tasche degli agricoltori che la praticano. Quindi direi che questo sintetizza un po', diciamo, il messaggio che ho cercato di dare nel mio intervento.
Con una semplice idea siamo riusciti a bloccare un'emorragia di soldi che ci avrebbe costretto a tagliare servizi. A dirlo è il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, che al microfono di Giancarlo Virgilio ha spiegato il piano dotato dal Comune per contrastare il caro bollette anche durante il periodo natalizio. Sindaco, il Comune di Pradamano ha adottato una soluzione ingegnosa e originale per contrastare il caro energia. Di cosa si tratta? Sì, noi da circa un mese abbiamo adottato questa modalità, cioè il fatto di tenere accesa una luce e 2 luci spente della pubblica illuminazione, sto parlando lungo le vie e le strade del paese, e lasciando accese poi quelle che sono le luci invece in prossimità degli incroci più pericolosi. Questo proprio per far fronte a quello che è il caro energia e per cercare di contenere quelli che sono i costi che in questi ultimi mesi sono lievitati a dismisura. E infatti, se noi pensiamo dal mese di luglio, un aumento di quella che era la bolletta legata alla pubblica illuminazione, che è aumentata dagli 10 ai 15.000 euro al mese, accumulando un costo aggiuntivo di circa 40.000 euro in meno di 3 mesi. Questo era sicuramente un problema molto pesante per un'amministrazione comunale, per tutte le amministrazioni comunali lo è, e anche perché comporta il fatto che per far quadrare il bilancio a fine anno bisogna iniziare a pensare a quelli che sono o tagli di servizi a favore della popolazione o aumento di quelle che sono le tasse. La soluzione che abbiamo adottato è stata positiva, almeno il risultato inizia a vedersi. La bolletta del mese la fattura del mese di ottobre dà un significato molto positivo rispetto ai 7.000 euro dello scorso anno. Quest'anno la bolletta è di soli 9.000 euro. Potremmo dire, e speriamo sia così anche per i prossimi mesi, che l'emorragia di soldi, l'emorragia di costi aggiuntivi si sia frenata e quello che abbiamo messo in campo sia qualcosa di utile. E questo grazie sicuramente all'elettricista del Comune di Pradamano che manualmente ha svolto questo servizio, che non è un sistema automatico, e anche grazie a quella che è stata la comprensione dei cittadini e delle imprese di fronte a quello che è sicuramente un disagio che abbiamo arrecato. Prima di questa soluzione io faccio gli esempi del mese di luglio, dove tendenzialmente si pagava 4-5 mila euro, invece la fattura è arrivata di 15, idem nel mese di agosto dai 5 siamo passati agli oltre 21-22 mila euro, e uguale nel mese di settembre. Come dicevo, un aumento in pochi mesi di circa 40 mila euro che grava sul bilancio comunale. Quindi questa soluzione alternata vi ha permesso un risparmio di circa 12.000 euro? Sì, sicuramente di circa 12.000 euro, ma soprattutto ha bloccato quello che è l'aumento dei costi, perché mantenendo quella che era l'illuminazione precedente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, soprattutto nei mesi invernali, nei mesi più bui, avrebbe comportato un aumento notevole dei costi e sarebbe stato impossibile la gestione mantenendo quelli che sono i servizi attuali, ed è quello che volevamo scongiurare. Non volevamo né tagliare servizi né aumentare quelle che sono le tasse nei confronti dei cittadini, soprattutto in un periodo che comunque è già aggravato da ulteriori e da altri costi legati a tutte le famiglie. Ogni famiglia poi vede le proprie bollette da sola e può capire quello che può essere la situazione drammatica. Per quanto riguarda invece le luminarie natalizie, cosa fa il Comune? Per le luminarie natalizie saranno sospese, lasceremo accesi solamente gli alberi di Natale, i 3 alberi di Natale che vengono messi nelle piazze di Pradamano e Lovaria e uno in prossimità delle scuole, e rimarranno accesi fino a mezzanotte, e quindi non ci saranno altre luci lungo le vie del paese, forse la scritta con buone feste, ma tutte le altre luci per quest'anno saranno sospese proprio per mantenere quell'attenzione a quello che è il caro bollette. Abbiamo finito, io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione. Se dovete pranzare, buon appetito, arrivederci.